No, I'm not a writer. Apri bocca. Che buono. Che buono. E sto qua è il CP, guarda che faccia la cambastona a fare. È falsa, falsissima. Che tipa. Allora vedi, adesso stiamo procedendo con il travaso dei pizzi qua. Non riesco vabbè, a farti vedere, ma va bene, una cacchiata. Li sto togliendo dalle tende vecchie e li metto in quelle nuove, così ho la stessa posizione senza stare là tanto a cervellarmi. E dopo li attacchiamo. Le nonne, cioè chiedi alle tipe che si fanno i selfie in cesso se sono capaci di farmi le tende così, chiedi. Vediamo che ti risponde. Tenda 1, au, 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 au. Sì, ok, te le sto facendo vedere un po' con poca luce, un po' in fretta e furia così, ma tanto le vedrai anche nelle prossime puntate, no? Perché sono parte del camper. Anche perché, incredibile, ma oh, veramente, di tutti sti fan, neanche uno, non so, un petroliere, un emigrato arabo, nessuno, cioè, nessuno che mi regala 60.000 euro per il camper nuovo. E quindi niente, sono ancora col mio camper scalozzo e quindi continuerai a vedere queste mie tende nelle prossime puntate. La, fantastic! Tutto impannato adesso, cioè vedi, oh, finalmente, adesso ci siamo. Sì, non che viva sempre con le tende chiuse, però insomma già comunque adesso è tutto un altro bel vedere, a sapere da questa intiatoia. Comunque, oh, sei andato dalle tue amiche, le maialone su Instagram, a chiedergli, ma scusa un attimo, ma sei tu buona a fare tende come la nonna del Zingano? CP, ti piacciono le tendine? Sono belle le tendine? Che belle le tendine? Eh? Non sono belle? Cosa fai? Sei timida. Sei diventata timidona. Eh sì, vedi tu? Il CP è timido? Guarda no, ma... Oh, è incredibile come ogni volta che tu infili un USB dentro, cioè è sempre dalla parte opposta, cioè 10 volte su 10 tu sbagli. Vabbè, comunque non è questo il discorso, il punto è che, vedi, qua, tu sai già che quando vedi l'immagine così fissa, dici, a parte quello del CP, ma dici è finita la puntata, 2 minuti di puntata. Allora, diciamo questa è una micro puntata solo per le tende, anche perché insomma dopo ti anticipo c'è una gitarella al lago di Barzis, quindi insomma andavamo troppo fuori contesto e poi insomma volevo dare anche la giusta importanza a questa cosa che mi ha fatto mia nonna, insomma, ecco. Quindi comunque la metterò come puntata extra, quindi insomma in un giorno fuori dai soliti, ecco, quindi ecco, sì, boh, deciso. Mm, eh, ok, stop.